Siamo con Federica Di Criscio dopo la vittoria della Ternana per 2-0 contro il Cesena. Federica, una partita affatto semplice, uno scontro diretto, però la vittoria è stata una vittoria importante, una vittoria di carattere. Avete concesso poco e davanti avete saputo segnare nei momenti cruciali della gara. Sì, sapevamo che era una partita fondamentale da giocare, l'abbiamo preparata così e ci è venuto tutto come avevamo preparato. Abbiamo cercato di seguire nei minimi particolari quello che ci chiedeva il mister e credo che abbiamo fatto un'ottima prestazione. È normale che come sappiamo dobbiamo vincerle tutte se vogliamo ambire a farci lo spareggio e provare a giocarcela lì. Hai detto bene, avete seguito le indicazioni del mister, perché oggi abbiamo visto una Ternana inedita sotto il punto di vista tattico, ti abbiamo visto giocare come terzino di fatto sinistro. Come ti sei trovata? Anche se la risposta penso già di saperla, e comunque avete retto bene alle offensive del Cesena. Sì, l'abbiamo preparata in maniera diversa, abbiamo avuto pochi giorni, abbiamo avuto 2 giorni per prepararla, il mister voleva fare qualcosa di diverso, io mi sono messa a disposizione sua, ovviamente in queste partite non c'è altro da fare che mettersi a disposizione di quello che vuole l'allenatore. Credo che ho dato il meglio che avevo e credo che abbiamo interpretato bene la gara. E adesso domenica un'altra partita molto importante contro la Lazio. Sì, adesso abbiamo pochi giorni ma saranno fondamentali per recuperare le energie e andare lì a formarle e giocarcela. Grazie mille. Grazie a voi. Con Fabio Benillo, mister, una partita molto importante, l'avevamo sentita un po' preoccupato dopo la gara contro il Bologna, soprattutto per la condizione fisica, invece la risposta delle ragazze è stata ottima. Sì, abbiamo fatto 2 giorni di recupero e abbiamo cercato di fare quello che si può fare in questo momento, perché la condizione fisica a 3 giornate alla fine non la cambi un pochino la testa e l'atteggiamento dei ragazzi, dando coraggio, convinzione, fiducia e noi oggi abbiamo fatto una grandissima partita, primo tempo un po' più sofferto nello sviluppo, anche se abbiamo avuto 2 occasioni col pilone, una con Sara, 2 importanti, rischiando quasi niente. Però eravamo un pochino non sul pezzo, sulle seconde palle, su tutto quello che poteva essere la scaltrezza che richiedeva questa partita. Nel secondo abbiamo, credo, dominato la scena, abbiamo giocato una partita con una difesa che non ha concesso niente. I difensori sono stati veramente bravissimi, hanno sovrastato di testa, di piede, attaccanti strutturati fisicamente come quelli che ha il Cesena, che è una grande squadra, l'ha dimostrato anche oggi ed è diciamo, la sorpresa che è stata di questo campionato, perché in teoria partiva in seconda fascia e invece ha tenuto aperto il campionato fino alla fine con qualità. Noi però oggi vinciamo una partita importantissima con merito e oggi sono veramente contento e soddisfatto. E le voglio chiedere invece per quanto riguarda la scelta iniziale sotto il punto di vista tattico. 4 difensori, una scelta inedita per lei. Di solito abbiamo visto la Ternana giocare col 3-5-2, la quarta volta tra l'altro, se vogliamo inserire un dato in questo campionato, che sceglie appunto la difesa a 4. Quali sono state le motivazioni che l'hanno portato a prendere questa decisione? Qualche volta in corso d'opera, a partita da sistemare, generalmente giochiamo così e ci riesce bene, però oggi giocavamo contro una squadra con attaccanti strutturati importanti e molto alti, perché loro hanno qualità davanti. Jensen e Seghi hanno fatto 17 gol per uno. Lonati è una giocatrice veramente importante, avevano Tamburini che è entrata dopo. Hanno un parco attaccanti importanti che tendono a far prendere in profondità, quindi ho preferito giocare anche tutti 1 contro 1 dietro con le nostre ragazze, perché le ho viste veramente bene, concentrate e determinate, e questo ci ha permesso di andare a giocare un po' tra le linee poi con l'Abate Gigliucci, di creare dei presupposti importanti, quindi sistemati così, dato che loro hanno 2 centrocampisti bravi ma che alle spalle le puoi prendere, abbiamo cercato di creare un po' di
di superiorità in fase di possesso alle spalle dei due centrocampisti e in fase di non possesso avere due trequartisti dinamici come L'Abate e Vigliucci che ci aiutavano in densità. E adesso domenica un'altra partita molto importante, il tempo per prepararla è sempre risicato. Hai già in mente qualche soluzione? Adesso domani lavoriamo, vediamo come stanno le ragazze che oggi hanno speso tanto fisicamente, poi la Lazio è una squadra fortissima, la verità è che il dato è che a 3 giornate dalla fine siamo in lotta ancora per poter arrivare ai primi, anche se difficile, e in lotta per arrivare secondi e andare a spareggiare. Merito di una squadra che, nonostante tutte le difficoltà che ha avuto e i tanti infortuni che ci hanno penalizzato, ha fatto un campionato strepitoso. Quindi da domani prepareremo la partita con la Lazio, ci conosciamo molto bene, abbiamo un grande rispetto perché è una squadra veramente forte, però andremo lì per allungare le giornate di campionato ancora con la Ternana in possibilità di poter vincere. Grazie mille mister. Grazie. Siamo con Alain Conte, allenatore del Cesena dopo la sconfitta delle sue ragazze per 2-0 contro la Ternana. Mister, un pomeriggio no, uno scontro diretto dove il Cesena non è mai riuscito a rendersi veramente pericoloso e era riuscito a reggere nel primo tempo, poi nella seconda parte di gara l'1-2 da parte delle padrone di casa e non c'è mai stata una vera reazione. Sì, non è stata una bella partita onestamente secondo me, nel complesso. Chiaramente loro hanno fatto di più di noi per vincere, hanno meritato di vincere. Primo tempo equilibrato, poi la partita è svoltata su quell'episodio perché noi abbiamo l'occasione secondo me di fare meglio in area della Ternana. Prendiamo la ripartenza e dalla ripartenza nasce il rigore di Pirone. Lì la differenza è una partita così equilibrata, è molto tattica, sono gli episodi e sono le giocate dei singoli. È chiaro che loro hanno degli elementi di grande esperienza che oggi hanno fatto valere tutta l'esperienza con le nostre ragazze giovani e per questo secondo me c'è da imparare oggi perché comunque ce la siamo giocata ad armi pari questa partita. Oggi però devo dire che loro hanno avuto più voglia e più determinazione nel cercare di portare a casa questo risultato. Adesso il sogno quantomeno secondo posto, pensa si sia allontanato definitivamente oppure c'è ancora qualche piccola speranza per il Cesena? Ma noi abbiamo perso una battaglia oggi, è chiaro che era una battaglia importante ma non abbiamo ancora perso la guerra. E noi dobbiamo fare il nostro dovere, quindi noi adesso le prossime 3 partite le dobbiamo vincere. Chiaro che fino a prima della partita di oggi avevamo tutto nelle nostre mani, oggi dipende dal risultato degli altri. Quindi chiaramente in questo momento siamo i più svantaggiati, però insomma ci sono ancora 3 partite da giocare, la Ternana deve andare a Roma con la Lazio domenica, sarà una bella partita e noi dobbiamo tornare subito alla vittoria domenica in casa con la Freedom. Sarà una partita difficile, dobbiamo recuperare un po' di energia perché comunque abbiamo avuto 2 trasferte impegnative e dispendiose. Però sono convinto che le ragazze vogliono chiudere in maniera importante questo campionato. Io ribadisco e le ringrazio perché hanno fatto qualcosa di straordinario fin qui, vogliamo chiudere alla grande. Quindi oggi torniamo a casa, facciamo i complimenti all'avversario, ma da venerdì ci mettiamo subito al lavoro perché vogliamo tornare immediatamente alla vittoria davanti ai nostri tifosi. Grazie mille mister.